Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Tanta cronaca in questa edizione, vedremo subito cosa è successo nelle nostre province, poi andremo a collegarci con la nostra collega Valentina Visentin per sentire le ultime sulla morte di Giulia, sull'inchiesta sulla morte di Giulia Cecchettin, in particolare dopo le parole del padre Gino ieri sera nella trasmissione di Fabio Fazio. Andremo anche a Mestre, a Tessera, dove è in corso una conferenza stampa per l'inaugurazione della bretella ferroviaria che collegherà la Ferrovia Nazionale all'aeroporto Marco Polo, e poi altri collegamenti, altre inchieste, altri servizi. Partiamo subito dal ritrovamento di Luca Livieri, che è un uomo di 43 anni che era scomparso da Martellago 2 settimane fa. È stato ritrovato a Pordenone mentre faceva il clochard. Vediamo. Non mi interessa sapere cosa è successo. Tutto si risolve, ho una famiglia che la mia, quella da parte sua, unita, perciò si risolve tutto. L'angoscia di Elisa e dei suoi figli è finita ieri a Pordenone. 13 giorni in pena per il marito Luca Livieri, scomparso il 27 novembre da Martellago. 13 giorni di ricerche e di appelli, pensieri più cupi che si affollavano nella mente. La svolta quando il 43enne è stato riconosciuto sabato pomeriggio tra la gente dai suoi amici dell'Ultras di Mestre, che erano ai mercatini della città friulana, e subito è scattata l'allerta. Una volta avvisate le forze dell'ordine, le pattuglie hanno ripercorso la zona dell'avvistamento, ma a quel punto Luca ha fatto perdere le sue tracce, probabilmente intimorito dalla loro presenza. Ieri mattina Elisa è partita per andare a Pordenone e cercarlo di persona, e tra i vari posti ha scelto di recarsi prima di tutto al bar dove il marito era stato individuato nei giorni scorsi. Lì le hanno confermato che Luca Livieri da diversi giorni ormai si recava al mattino e poi di sera verso le 18:30 nel bar. A quel punto Elisa è rimasta e lo ha atteso. Puntuale, Luca è apparso a quell'ora ed era in buone condizioni, solo un po' disorientato. La moglie gli ha chiesto di rientrare a casa a Martellago. Assieme a lei l'uomo era sereno e alla fine ha accettato di seguirla. Verso l'ora di cena ha potuto riabbracciare anche i suoi figli. Per 13 giorni ha vissuto come un clochard, mangiando alla Caritas. Problemi economici, debiti, la sensazione di non poterne più uscire e che la sua famiglia stesse meglio senza di lui. Questo ha trasformato un normale 43enne in una persona fragile e smarrita che ora ha ritrovato l'amore della sua famiglia. E quasi ogni giorno ci sono notizie riguardanti persone scomparse. Non c'era più traccia di 2 persone ieri nel Vicentino e fortunatamente sono state ritrovate. Ore di apprensione dei familiari di 2 persone scomparse sono terminate ieri grazie al loro ritrovamento da parte degli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di una pensionata novantenne uscita al mattino per fare la spesa, ma non era più rientrata all'ora di pranzo. Il marito preoccupato aveva allertato subito la centrale operativa. Una pattuglia della squadra volanti ha rintracciato la signora in centro storico grazie alla minuziosa descrizione fornita. La donna, dopo aver imboccato strade che non conosceva, aveva perso l'orientamento. Grazie agli agenti ha fatto ritorno a casa nel primo pomeriggio sana e salva. Stessa sorte per un uomo di 55 anni di Quinto Vicentino, ritrovato dai poliziotti nel cuore della notte poco prima delle 3 in piazza Castello. A denunciare la scomparsa il fratello convivente che dal giorno prima non l'aveva più visto rientrare. Gli agenti hanno individuato lo scomparso insospettiti dal suo atteggiamento confuso. Una volta verificata l'identità attraverso la verifica dei documenti, hanno accompagnato l'uomo in questura per riaffidarlo infine al fratello. Andiamo a Tessera, dove è in corso la manifestazione per la posa della prima pietra di una bretella ferroviaria di 8 chilometri che collegherà l'aeroporto Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale. Sta parlando il sindaco Brugnaro, sentiamo. Proprio contemporaneamente al periodo delle Olimpiadi. Io spero che anche la questione delle Olimpiadi venga risolta. Io sono fiducioso, sempre stato fiducioso, poi sono convinto che la risolviamo anche a favore di Cortina, la risolveranno, ma perché Venezia tifa, perché facciamo bella figura. Si chiamano Milano-Cortina, lo dice sempre il Presidente Zaia, io sono d'accordo con lui, e su questo cercheremo di impegnarci, e questi lavori servono anche a questo, per far vedere, al di là
poi della ricaduta specifica per le Olimpiadi, che effettivamente il Paese si sta muovendo, e mi sembra che la presenza di tante persone oggi dicano questo, per cui in bocca al lupo ragazzi, non diamo per scontato nulla, non sono cose che partono e poi ci dimentichiamo, sono cose vive che impatteranno fortemente sull'economia, sia a favore ma anche con delle difficoltà sull'economia locale, e penso che la collaborazione che abbiamo dimostrato in questi anni, parlo a livello locale, vedo qui il questore, il prefetto, ci ha aiutato i vigili del fuoco, la capitaneria, perché abbiamo parlato del collegamento acqueo, il tema del moto ondoso, il porto, cioè sono tutte quante istituzioni che con la giusta autonomia stanno collaborando con grande efficacia. Per cui, tolti i personalismi che qualche volta appaiono e poi speriamo si possano dipanare, noi abbiamo bisogno di una politica che faccia sì che la gente veda le cose fatte. Ecco, per cui Ministro Salvini, ti consegniamo veramente un grande progetto con grande cuore, perché speriamo di essere, che lo Stato, il Governo, l'Italia sia orgogliosa del Veneto e di quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie signor Sindaco, anche perché ha sottolineato un aspetto che sta molto a cuore al gruppo FS e a Rete Ferroviaria Italiana, quella della trasparenza, del confronto con i cittadini, con gli stakeholder nel progettare e anche e soprattutto nell'eseguire i lavori e nel curare i cantieri. Ecco, parliamo adesso del Veneto nella sua pienezza, interezza, con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie mille. Un saluto al Ministro Salvini, al Sindaco Brugnaro, Enrico Marchi, Ferraris, Di Palma, insomma tutti grazie, benvenuti. Grazie perché ci portate interventi, novità. Però devo dire una roba, Enrico, che noi rappresentiamo il nuovo corso di Savia, perché abbiamo iniziato quanti anni erano? I primi del 2000, e devo dire che oggettivamente sarà un sacranon, però lui ha sempre avuto in mente tutte queste. Io ricordo il master plan, lo ricordo, e ricordo che allora parlare dell'intermodalità aereo, ferrovia in aeroporto faceva sorridere molti veneti, sembrava quasi un'utopia. Oggi questo diventa un polo intermodale, diciamolo fino in fondo, si realizza un sogno dove l'intermodalità è totale e completa, perché si va dall'aria, ferro, gomma, acqua. Prima il Presidente Marchi giustamente diceva abbiamo una stazione che non è un terminal, per capirsi non è che il treno arriva e deve tornare indietro, ma è passante, è l'unica in Italia. Questo è un primato che abbiamo e devo dire che la battaglia che è stata fatta ci porta a dire che sta roba tradotta in pratica, ingegner Ferraris, dottor Ferraris, tradotta in pratica vuol dire che noi avremmo 18 treni a lunga percorrenza più 43 regionali, che vuol dire, Crozza mi controlla sempre i conti, 61, che vuol dire 61, e detto 61 con la fascia oraria vuol dire che ci sarà un treno ogni 15 minuti. Noi abbiamo realizzato una metropolitana perché questo è l'obiettivo, un treno ogni 15 minuti in una stazione passante. Guardate, questa infrastruttura è figlia sicuramente, ma non lo dico per piaggeria, cioè qui ci sono due componenti, la tenacia del Presidente Marchi, perché oggettivamente penso che abbia consumato il telefono a dirmi bretella, e il Ministro Salvini che è stato, diciamo, il Big Bang, per questo lo dobbiamo riconoscere, perché nell'ultimo miglio, è vero che manca un miglio, però lo puoi fare velocemente oppure diventa, diciamo, di lunga, talmente grossa percorrenza che ti dura una vita l'ultimo miglio, soprattutto in un paese che è l'ufficio complicazioni affari semplici, noi veneti lo possiamo dire. Detto questo, quest'opera è figlia anche di quello che sono le Olimpiadi, lo dico a quelli che sono sempre disattenti, no? Che gli indichi la luna, ti guardano la punta del dito. Quest'opera dovrà essere realizzata, non è che è stato molto preciso, 6 febbraio 2026 si fanno le Olimpiadi in Veneto, quindi noi vogliamo provare il trenino in aeroporto almeno un paio di mesi prima. Fondamentale, Rizzani ed Egger si gioca la reputazione di sta roba, dobbiamo farcela, noi ci siamo, ci sono problemi, ci siamo tutti, l'ho detto anche il Sindaco, però bisogna farla, cioè non esiste che apriamo le Olimpiadi e manca il trenino qua, non esiste.
cioè noi la vogliamo quest'opera. Considerate che quest'opera, se la vedete anche in un'altra prospettiva, ci permetterà, essendo stazione passante, di andare a recuperare i lavori che abbiamo fatto su Callazzo, che noi abbiamo elettrificato, e possiamo dire al nostro viaggiatore che arriva in uno dei 3 grandi poli aeroportuali italiani che scenderà da qui, scenderà a -11. Allora, questo è il presidente Luca Zaia sulla nuova bretella ferroviaria che collegherà la rete ferroviaria nazionale all'aeroporto Marco Polo. C'è anche il ministro Salvini, poi sentiremo cosa dirà, ma andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un incidente mortale nel fine settimana sulle strade di Padova, dramma a Sant'Elena, dove ha perso la vita uno studente universitario di 24 anni. Doveva laurearsi questa settimana, aveva completato gli esami e il tirocinio, ma Cristian Di Sarò, 24 anni di Villa Estense, ha perso la vita all'alba di domenica in via Gasparolo a Sant'Elena, lungo la provinciale 8 dei Bersaglieri, mentre il giovane stava rientrando da una serata trascorsa in discoteca con gli amici. Il ragazzo pare abbia perso il controllo della sua macchina, poi è finito contro un pozzetto di cemento armato e ha concluso la carambola mortale in un fossato. Quando i soccorsi sono arrivati per il 24enne studente di biologia all'Università di Ferrara non c'era già più nulla da fare. Un amico che lo seguiva da un'altra auto ha dato l'allarme allertando il 118 e i vigili del fuoco. Cristian Di Sarò aveva appena salutato gli amici con cui aveva trascorso la serata. Da Padova lo avevano riaccompagnato a Sant'Elena, dove aveva lasciato la sua macchina, ma fatti pochi chilometri, a pochi metri da casa, lo schianto fatale. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, il ragazzo potrebbe aver avuto un malore, un colpo di sonno o una distrazione. La famiglia è distrutta dal dolore. Cristian viveva a Villa Estense con la mamma e un fratello. La salma è già stata affidata ai familiari e a breve verranno fissati i funerali. Sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza gli occupanti di un'auto che è finita fuori strada a Grisignano. L'incidente è avvenuto nella notte lungo la provinciale 23. Grisignano di Zocco. Sono rimasti feriti gravemente 2 giovani usciti di strada con la propria auto nel cuore della notte nel fine settimana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti, l'auto ha prima divelto il palo dell'energia elettrica lungo la strada provinciale 23 in località Poiana di Granfion poco dopo le 3, finendo poi la corsa dentro un fosso. Per liberare il conducente rimasto ferito più gravemente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il passeggero è invece riuscito a raggiungere la sede stradale e lanciare l'allarme. I sanitari del SUEM, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno infine accompagnati all'ospedale in codice rosso. Torniamo a vedere l'inaugurazione della bretella ferroviaria per il Marco Polo. Sta parlando Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture. Sentiamo. Modernità. Complimenti a chi non ha mai mollato, perché dopo 20 anni non è da tutti arrivare. Quanti avrebbero detto vabbè, lascia stare, non uso il termine veneto per dire lascia stare, quindi grazie a chi ha tenuto duro. Stavo ripensando in questi 13 mesi al governo di quanti bivi fra i sì e i no ci siamo trovati. Luca parlava di Olimpiadi, io mi ricordo quando eravamo sostanzialmente da soli in tutto l'arco costituzionale a provare a portare le Olimpiadi invernali in Italia nel 2026. Adesso ci sono e posso assicurare ai veneti che faccio e faremo di tutto perché nessuno scippi al Veneto quello che il Veneto si è conquistato, e quindi il Bob deve essere a Cortina e faremo di tutto perché così sia, rispettando tempi e budget, senza spese multimilionarie. Io settimana prossima, lunedì prossimo, sono all'inaugurazione di un'altra opera ingegneristicamente fondamentale, la Galleria di Chiomonte della TAV, e io ricordo le notti passate con gli allora alleati di governo che mi volevano convincere che in base a una strampalata teoria costi-benefici era più utile spendere dei soldi per chiudere il buco di una galleria piuttosto che spendere gli stessi soldi per finire il buco sotto la galleria per farci passare il treno. Anche lì è stato un sì e un no, ma io penso al Mose. Quando si alzano le barriere mi arrivano i messaggi, perché ovviamente è un sistema complesso, se avessero avuto ragione i no,
Mose, quante volte Venezia sarebbe andata sott'acqua? Ma pensiamo solo a questi ultimi mesi, non pensiamo ai decenni. Quindi chi ha paura del futuro non va da nessuna parte, chi ha paura del progresso, certo, le opere non possono essere calate sulla testa delle comunità e dei cittadini. Chiaro che quando fai l'alta velocità fra Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, è chiaro che devi coinvolgere i cittadini, ma lo vedo anche quando stiamo disegnando, ipotizzando l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria per chiudere il binario unico e veloce che arriva da Palermo a Roma, a Milano e arriva a Berlino e a Stoccolma. Quindi occorre condividere con i cittadini quello che si fa, però senza la sindrome del non a casa mia. Io sono un assoluto convinto sostenitore del fatto che dobbiamo essere indipendenti anche dal punto di vista energetico, ne stanno parlando alla COP28, non possono decine di paesi sviluppati al mondo puntare sul nucleare e noi fare un passo a lato dicendo no, noi no. Noi guardiamo il mondo che va avanti con le imprese che pagano meno di bolletta energetica e con le famiglie che pagano meno di bolletta energetica, però no, noi in Italia le centrali nucleari no, troppo facile. Io l'ho detto, milanese vorrei che fosse a Milano, proprio la prima, perché ormai quelle di ultima generazione sono assolutamente quelle più green e più sicure da tutti i punti di vista, ma come quelli che hanno paura dell'autonomia, che è progresso, è innovazione, è modernità, è efficienza, responsabilità e sfida. Io penso che il Veneto nel secolo scorso, se si fosse seduto, non sarebbe il Veneto di oggi. Ha accettato le sfide, ha girato il mondo per portare lavoro e per riportare a casa lavoro e innovazione. Quindi io meriti nella giornata di oggi ne ho scarsissimi, nel senso che è un percorso pluridecennale. Semmai io sono contento e conto di guadagnarmi lo stipendio e la fiducia degli italiani perché in questi mesi stiamo progettando qualcosa che magari qualcuno fra 5, 10, 15 anni inaugurerà perché ci abbiamo creduto. Quindi grazie, 21 miliardi in investimenti ferroviari in Veneto sono tanta roba, ci aggiungiamo la rete autostradale e quindi io penso che il Veneto sia un modello e se milioni di cittadini in Veneto e in Lombardia, non secoli fa ma pochi anni fa, hanno chiesto allo Stato applichiamo la Costituzione, lasciamo che i territori che se la sentano possano correre, essendo un traino anche per tutto il resto del Paese, dire di no, rallentare questo processo di modernità, di efficienza, di bellezza, di futuro sarebbe poco utile, perché i no poi alla fine si fermano. Qua nei prossimi mesi abbiamo di fronte due strade, non Milano-Cortina, sì o no. Magari i no a volte sono più comodi, lo diceva il sindaco, perché il comitato di quartiere o lo pseudo-ambientalista che poi danneggia l'ambiente ti batte le mani, ma mentre gli altri corrono, pensiamo alla Spagna, pensiamo non alla Germania, perché sai, il confronto con la Germania ci sta, ma in alcuni settori, grazie per colpa dei no degli anni passati, ci ha superato la Spagna. E quindi noi dobbiamo recuperare qualche decennio di mancati investimenti. Io conto che anche la nomina del Presidente dell'Autorità di Laguna di Venezia, il dottor Rossetto, porti sintesi, quindi ne abbiamo di idee in cantiere parecchi. I soldi ci sono soldi e chiudo per non far brutta figura nei confronti di quelli di Hong Kong, i soldi però sono soldi a debito per 2/3 e quindi non è solo importante spendere tutti i soldi del PNRR, perché comunque io vado e mi dico Ministro mi raccomando spendete tutti i soldi del PNRR, ma è a metà l'opera, li devo spendere tutti ma li devo spendere bene, siccome devono rendere, perché poi li restituiranno i nostri figli con gli interessi, non sono soldi a gratis, se li spendo bene faccio qualcosa di utile, quindi a me piace cominciare la settimana con lo sguardo rivolto al futuro, fuori dalle beghe, fuori dalle pastoie, fuori dalle lungaggini. Sono contento perché il nuovo codice degli appalti che abbiamo fortemente voluto con un'impronta rivolta alla sburocratizzazione sta già dando buoni risultati, anche perché ogni miliardo di euro di opere pubbliche sono
fra i 15 e i 20.000 posti di lavoro, che vuol dire che c'è una busta paga a fine mese per una famiglia che altrimenti evidentemente difficilmente festeggia il Natale. Quindi io ringrazio le donne col giubbotto arancione, ringrazio gli uomini, ringrazio i tecnici, gli operai, i geometri, gli ingegneri, e io sono convinto che con quello che stiamo pianificando, progettando e finanziando in questi mesi, l'ingegneria italiana per i prossimi 50 anni sarà la numero 1 al mondo, perché noi abbiamo ingegneri italiani d'eccellenza che vanno a fare grandi opere in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Corea, in Svezia, in Germania. Ecco, io sto lavorando perché nei prossimi anni gli ingegneri italiani nel mondo siano guardati con quell'ammirazione, quel rispetto e quell'orgoglio che il nostro Paese si merita. Quindi grazie, buon lavoro e buon viaggio a tutti e buon Santo Natale in anticipo. Signor Ministro. Questo era Matteo Salvini per la bretella ferroviaria del Marco Polo. Adesso restiamo sul fronte delle opere pubbliche e andiamo a San Zenone di Ezzelini perché c'è la questione delle opere complementari della Pedemontana. Sentiamo subito Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Lo ha detto lei, siamo qui a San Zenone degli Ezzelini perché ancora a braccio di ferro tra regione e comune. Sono qui in compagnia del sindaco Marini, buongiorno. Buongiorno. Sì, purtroppo è ancora un braccio di ferro perché a seguito della sentenza che c'è stata in giugno da parte del Consiglio di Stato, dove appunto obbliga la regione a convocare la conferenza dei servizi, la regione ha convocato la conferenza dei servizi, però per loro lì è finito il loro compito, cioè quello che diceva la sentenza. Nulla si è mosso. Nulla si è mosso. Allora, la sentenza parla chiara perché non è solo il discorso di convocare la conferenza dei servizi, ma sia il TAR che il Consiglio di Stato dicono che la regione deve attuare quelle che sono le iniziative per portare a termine l'accordo. Questo però non lo sta facendo. Perché? Perché appunto quando dopo siamo stati ricevuti dall'assessore De Berti, nuovamente l'assessore De Berti ha detto che non ci sono le risorse, che quello che dovevano fare l'hanno fatto, non leggendo bene logicamente le sentenze, e quindi diciamo siamo tornati a casa dovendo cercare un altro modo e continuando ad insistere per avere quelle che sono le risorse necessarie per portare a termine le opere compensative del Superstrada Pedemontana Veneta qui nel nostro territorio. E ora che si fa? Qual è la vostra intenzione? Allora, quello che abbiamo fatto noi è stato questo. Dopo l'incontro dalla De Berti, dove purtroppo anche a malo modo ci ha ricevuti, abbiamo mandato una diffida alla regione. La regione ci ha risposto a questa diffida dicendo che quello che dovevano fare attraverso gli uffici lo dovevano fare e che per quanto riguarda le opere tra virgolette si vedrà per farla breve, però appunto questo logicamente non ci basta. Quindi cos'è che abbiamo fatto noi? Abbiamo scritto a tutti i consiglieri regionali perché da domani inizia l'approvazione del bilancio e quindi chiediamo di farsi sentire i consiglieri regionali per far sì che questo accordo venga rispettato. La cosa è che non ci sono risorse, non può ancora essere portata avanti dopo più di 10 anni che il Comune di San Zenone le aspetta. La prima parte l'abbiamo già finanziata, la rotatoria, quella in centro dove i lavori sono in corso. Adesso manca di finanziare tutto il resto, di mettere in sicurezza un territorio, di mettere in sicurezza un centro che vediamo alle mie spalle va messo subito in sicurezza. E a proposito di sicurezza, direttore, siamo proprio in questa strada e qui pochi giorni fa c'è stato un incidente, lo vediamo da questa aiuola completamente distrutta. Che cosa è successo? Qui praticamente una macchina è dalla zona di Bassano e è uscita a alta velocità. Qui c'era una siepe, la siepe come vedete non c'è più, c'erano dei segnali, dei cartelli stradali, i cartelli non ci sono più perché li ha scaraventati per terra. Allora questa è proprio sicurezza stradale, perché qui abbiamo l'asilo, abbiamo la chiesa, abbiamo il panificio, l'ottica, l'edicola, il supermercato, questo è proprio il centro del paese, e se non capiamo che sono lavori che vanno fatti subito, perché per fortuna non c'era nessuno e quindi nessuno si è ferito, ma cosa può succedere in futuro? Quindi dobbiamo intervenire quanto prima, non fare quello che ha fatto la regione, perché l'ultima cosa che ha fatto, cos'è la regione? È ricorrere al TAR attraverso tra l'altro l'ausilio di un avvocato esterno e non dell'avvocatura regionale per chiedere chiarimenti in merito alla sentenza, perché evidentemente non sappiamo leggere quello che le sentenze scrivono e dobbiamo chiedere chiarimenti su quello che è stato scritto. Direi che è ora di farla finita, direi che la regione e gli enti firmatari dell'accordo devono mettere a disposizione le risorse per le opere. Abbiamo anche dato vari suggerimenti su come fare, che sia stralci, che sia
insomma, attraverso vari proprio suggerimenti che abbiamo dato alla Regione noi per dire come facciamo a finanziare tutto quanto, però insomma non ci ascoltano. È ora di dire basta, metteteci a disposizione per favore queste risorse. È un accordo che va rispettato, un accordo non per il giardino di casa del sindaco, ma un accordo per la sicurezza di tutti i cittadini, di quelli di San Zenone e di quelli delle migliaia di cittadini che transitano in questa strada. Grazie al sindaco Marin. Direttore, con l'appello del sindaco vi restituisco la linea. A te Sharon, grazie molte, a te al sindaco. Andiamo di nuovo sulla cronaca nera, continuano le indagini dei carabinieri a Padova per individuare i ragazzi che sabato sera in pieno centro hanno aggredito armati di coltello dei minorenni, e poi vedremo anche cosa è successo a Treviso con un'altra baby gang. Stiamo intanto Valentina Visentin. È caccia al branco che sabato sera in pieno centro a Padova ha aggredito 3 minorenni, uno dei quali è stato dimesso ieri dall'ospedale per le ferite d'arma da taglio riportate ad una mano e un trauma cranico. I 3 ragazzi aggrediti hanno tra i 16 e i 17 anni, uno abita a Padova, gli altri 2 in provincia. La rissa tra i ragazzi è avvenuta verso le 18:30 di sabato lungo Riviera dei Ponti Romani. I 3 minorenni malmenati hanno raccontato ai carabinieri di essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei che non avevano mai visto prima e che poi dopo la rissa si sono dileguati tra la folla dello shopping nelle vie centrali del centro storico, scappando dalla pattuglia dei carabinieri giunta sul posto. Grazie alle testimonianze i militari stanno cercando di identificare gli aggressori e di capire chi ha sferrato la coltellata alla mano del ferito. La zona purtroppo non è nuova ad episodi di risse tra giovanissimi. Sempre in Riviera dei Ponti Romani a luglio c'era stato un accoltellamento tra ragazzi. A gennaio invece poco lontano in Galleria Tito Livio davanti alla chiesa dei Servi 2 tunesini erano stati accoltellati. E una signora di 75 anni ha riportato una frattura alla mano a causa di una rapina perché dei banditi le hanno portato via la vettura all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere. Vediamo. Aveva appena portato a casa la sorella dopo una cena a Montegrotto ed è stata rapinata della sua vettura. Sabato sera, verso le 22:30, una 75enne di Cadoneghe è stata aggredita mentre era alla guida della sua auto all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dopo aver accompagnato a casa la sorella, anche lei ultra settantenne. L'anziana era in strada bloccata da un camion della nettezza urbana che stava facendo manovra. È stato in quel momento che in auto è entrato un giovane dal forte accento nordafricano che, minacciandola di tagliarle la gola, l'ha spinta fuori dall'auto. Le ha sottratto le chiavi della vettura con cui è fuggito. All'interno c'era anche la borsa con tutti gli effetti personali della donna. Sul posto è arrivata subito la polizia e i medici del SUEM che hanno soccorso la donna, che è stata portata in ospedale. Ha chiesto di vedere il sindaco del suo comune, Marco Schiesaro, che si è presentato in pronto soccorso con la sorella della vittima perché aveva paura che il rapinatore potesse andare anche in casa a rubarle. La donna ha rimediato alcuni punti di sutura al gomito e la rottura della mano sinistra. L'auto è stata ritrovata poco distante, abbandonata dal rapinatore, descritto dalla donna aggredita come un nordafricano tra i 20 e i 25 anni. I ladri hanno approfittato del ponte dell'Immacolata per imperversare. Qui siamo a Ponzano, dove sono stati rubati gioielli e soldi da una cassaforte che è stata divelta con un flessibile. Adesso andiamo a letto con un po' di paura e sappiamo che non ci può essere neanche nulla, perché anche un allarme secondo me non li ferma. O siamo noi che riusciamo magari a romperci le scatole un po' quando vediamo delle cose un po' inusuali eccetera, oppure la daremo sempre vinta a questi personaggi qui. C'è rassegnazione e sconforto nelle parole di Patrick Marcon dopo il furto subito la sera dell'8 dicembre in via Pietro Gobbato a Ponzano. Siamo tornati a casa e io, come al solito, ho aperto le porte e ho fatto per entrare in camera da letto e la camera era chiusa da fuori. Nessuno scherzo dei figli, come invece distinto Patrick pensava. La luce accesa che si intravedeva dalle fessure della porta non ha lasciato più nessun dubbio. L'ho trovato tutto aperto, balconi aperti, porta aperta e la luce accesa. Ovviamente ho visto il disastro e ho capito che
che erano passati a rubare. Questa era la mia cassetta, la cassaforte, dove l'hanno divelta con un flessibile. Si vede anche da qua, hanno preso il muro e la cassetta ovviamente aperta a metà. Qualche gioiello in oro, dei soldi arrivati dalle tredicesime tenuti da parte per qualche regalo in vista del Natale ormai alle porte. Un colpo messo a segno in modo sicuro, forzando l'oscuro e la finestra del bagno, l'unico punto esterno non illuminato dell'appartamento al piano terra della zona residenziale di Ponzano. Sapere che c'è la cassaforte, venire il colpo sicuro, immagino che possono avere dei metal detector, ok, però entrare sapendo che ci sono le casseforti, sapendo che c'è qualcosa dentro, io questo sinceramente non me lo spiego. Noi qua abbiamo anche il controllo vicinato, quindi abbiamo dei gruppi WhatsApp dove ci scriviamo sempre quello che succede, e né persone che conosco dietro hanno visto o sentito niente, né il mio vicino di casa che era in casa ha sentito. Anche se dovessero sentire, però giustamente chi viene a romperci le scatole sapendo che magari stiamo facendo dei lavori in casa a quelle ore lì. Non bastano più né allarmi né i controlli del vicinato allo sfogo di Patrick. Resta viva quindi la preoccupazione e la paura per il senso di impotenza davanti a quello che è un fenomeno a cui sembra di non riuscire a trovare una soluzione. Mi fa preoccupare proprio il fatto che siamo sempre in mezzo a dei condomini e nessuno vede e sente mai nulla. Questo è una cosa che mi fa sicuramente preoccupare. Non il solo caso di irruzioni in casa in questi giorni, l'ultimo in ordine di tempo a Montebelluna, dove un gruppo di malviventi si è introdotto in casa del suocero del consigliere comunale Daniele Pincin, anziano che da un po' di tempo si trova in casa di riposo. I ladri avrebbero addirittura fatto uso della casa dell'uomo, dormendo, bevendo e fumando, rovistando ovunque e lasciando l'alloggio completamente a soqquadro. Operazione della Guardia di Finanza a Bassano del Grappa. Sentiamo Ferdinando Garavello. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scovato nei giorni scorsi un rappresentante di macchine per l'industria bassanese totalmente sconosciuto al fisco. Le fiamme gialle hanno fatto emergere la presenza di ricavi conseguiti e mai dichiarati dal professionista per un totale di oltre 266.000 euro e un'IVA dovuta alle casse dell'erario per quasi 60.000 euro. La complessa ricostruzione del reale volume d'affari dell'agente, specializzato in consulenze su macchinari industriali di importazione giapponese, è stata effettuata dai finanzieri mediante numerosi sopralluoghi, attività investigative con l'ausilio delle numerose banche dati in uso al corpo e raccolta di dati e documentazione nelle società con le quali il professionista aveva intrattenuto rapporti commerciali nell'ultimo quinquennio. Al termine delle operazioni di polizia economico-finanziaria, i finanzieri hanno proceduto inoltre alla denuncia del professionista alla Procura della Repubblica di Vicenza per avere occultato la documentazione fiscale relativa alla propria attività, per la quale la normativa prevede la conservazione obbligatoria. Aveva quindi tentato, secondo la Finanza, di ostacolare le indagini. Torniamo nel veneziano, a Tessera, dove è in corso la posa della prima pietra per la bretella ferroviaria del Marco Polo. Vediamo, ci colleghiamo in diretta, vedo Salvini, il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia. Sentiamo. Vediamo se... Avete... Anche Attilio ti aspetto, no? Piazzati... Vediamo il ministro anche. Fabio. Fabio. Vuole fare il ministro, facciamo col presidente. Vabbè, ovviamente è una fase di stallo. C'è questa cerimonia e quindi ci ricollegheremo, vedo anche c'è anche Salvini, ovviamente prima ha parlato il vice premier e il ministro delle infrastrutture. Andiamo avanti con la cronaca. La Guardia di Finanza ha scoperto all'aeroporto Canova di Treviso 90 aerei che per l'annualità 2022 avevano omesso di versare l'imposta erariale dovuta per i voli aerotaxi, causando un danno all'erario di 133.990 euro. Oggetto delle indagini è una nicchia del trasporto aereo, vale a dire
i voli non di linea effettuati con velivoli riconducibili a società di noleggio solitamente usati per risparmiare tempo, evitando ritardi, code agli imbarchi e al ritiro bagagli. Sono 1.202 i passeggeri transitati per lo scalo trevigiano, distribuiti su 340 voli aerotaxi per i quali non è stata versata l'imposta, che è pari a 100 euro per le tratte inferiori a 1.500 km o 200 euro in caso di tragitti superiori. Deve essere data per ogni tratta con partenza o arrivo in Italia dal passeggero che fruisce del servizio di trasporto direttamente al vettore, che a sua volta è obbligato a versarla allo Stato. I finanzieri hanno incrociato i dati con i versamenti effettuati presso la Ragioneria dello Stato, scoprendo che le compagnie aeree hanno omesso di versare l'imposta erariale al fine di offrire prezzi più competitivi a imprenditori e turisti. Oltre all'imposta evasa saranno applicate anche sanzioni per circa 40.000 euro, pari al 30% delle somme evase. Telefonano a casa, bisogna fare attenzione, spacciandosi per poliziotti o carabinieri e chiedendo una cauzione per liberare un parente coinvolto in un incidente. Sono in realtà dei truffatori. È stato sventato un raggiro a Padova ai danni di una 63enne. No? Quindi vi chiamano e dicono: ah, guardi che suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente, deve pagare una cauzione, passiamo a prelevare noi i contanti perché altrimenti lo dobbiamo trattenere in commissariato, e cose di questo genere ad anziani che, non storditi e preoccupati, poi finiscono a volte per pagare. Sentiamo Francesco Arattai. I truffatori non fanno il ponte, anzi, aveva raggirato una 63enne con la truffa del falso incidente. È stato però arrestato dalla polizia un 23enne napoletano. È successo a Padova, nel quartiere Paltana. Verso le 13 di ieri una donna ha segnalato alla questura di essere stata vittima di un raggiro. Ha ricevuto una chiamata da un uomo con un forte accento meridionale che si presentava come un brigadiere dei carabinieri e le comunicava che il marito era rimasto coinvolto in un incidente ed era trattenuto in caserma, e per liberarlo doveva versare una cauzione di 8.000 euro. La donna ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa e li ha consegnati a un 23enne che si è presentato alla sua porta. Accortasi della truffa, però, ha contattato subito la polizia, che ha rintracciato l'uomo già in stazione, pronto per prendere un treno per fuggire. Addosso gli è stata trovata la refurtiva. La vittima ha poi riconosciuto il suo truffatore, che è stato arrestato e portato alla casa circondariale. Le forze dell'ordine segnalano che questo tipo di truffe sono sempre più frequenti e molto spesso i truffati vengono contattati anche giorni prima per carpire loro nomi e dettagli sui parenti, per poi usarli successivamente. Di nuovo a Tessera sta parlando Matteo Salvini, sentiamo. Sono favorevole alle elezioni dirette ai cittadini per i presidenti di provincia, che possano tornare a fare i presidenti di provincia con tutti i crismi, però punti di vista. Serve una modifica di legge però per dare il terzo mandato. Io lo farei anche domani mattina. Se io fossi Veneto lo vorrei per 50 anni, Zaia governatore. Ministro, quoto 41, il passo indietro che c'è in questo momento. Siamo qua a parlare di ferrovie. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie, scusate. Eccoci qua. Non spingete da dietro, non spingete che abbiamo qua un paletto. Riuscite a rimettermi un filo più largo? Se si potesse avere davanti i microfoni dietro le telecamere. Non sarebbe meglio. Dobbiamo invertire. Ascoltate ragazzi. Allora questa è di nuovo la bretella ferroviaria per il Marco Polo. Avete sentito in quei pochi minuti Salvini ha detto una cosa importante sul terzo mandato del presidente Zaia. Proprio oggi i giornali riportavano dichiarazioni di Antonio Tajani di Forza Italia, che diceva no, nessun terzo mandato per i governatori, e Salvini ha detto io lo vorrei almeno per 50 anni, quindi le cose in ogni caso sul terzo mandato si stanno complicando. Ancora la cronaca, perché saltiamo da una questione all'altra. C'è stata una rissa, un'ennesima rissa a Treviso davanti ad un ristorante.
gli aggrediti si sono rifugiati dentro questo ristorante, ci sono stati attimi di tensione. Sentiamo Lina Paronetto. Siamo con Fabio Faliero in via Collalto per darvi conto di quello che è successo sabato sera circa intorno alle 22 qui in questa via estremamente centrale della città. In fondo alle nostre spalle c'è Corso del Popolo, c'è Piazza Borsa. Sono tutte zone che si animano di ragazzi nel fine settimana tra il sabato pomeriggio, il sabato sera e la domenica. Cosa è successo? Intorno alle 22 una banda di ragazzi si è affrontata di fatto, un gruppetto, alcuni ragazzi si sono affrontati proprio qui, siamo di fronte al ristorante da Alfredo, gli animi si sono accesi, sono passati velocemente questi ragazzi dalle parole ai fatti e è volato un pugno più forte degli altri probabilmente sul volto di uno di questi ragazzi che è caduto a terra sanguinante, tanto che i suoi compagni sono entrati qui nel ristorante da Alfredo mentre i clienti, le famiglie stavano cenando per chiedere un panno bagnato per togliere il sangue dal viso del loro amico. C'è stato, lo immaginerete, anche un fuggi degli altri in quel momento perché i gestori naturalmente hanno subito chiamato i carabinieri, hanno chiamato le forze dell'ordine. Cosa c'è dietro a questo scontro? Pare un debito non saldato di 500 euro. Certo che l'episodio naturalmente ha destato molta impressione. Chi stava tranquillamente mangiando si è ritrovato chiuso dentro, quantomeno nel timore, nell'impossibilità, nella paura di uscire dal locale perché questi ragazzi, potete immaginare alcune, magari una decina di giovanissimi che si affronta qua fuori a calci e pugni, desta naturalmente preoccupazione, paura da parte delle persone. Così è successo appunto sabato sera intorno alle 22 e adesso le forze dell'ordine dovranno fare le loro opportune verifiche per comprendere quello che è successo. Tra l'altro non è escluso che possa trattarsi degli stessi ragazzini che sempre sabato sera hanno rovesciato una serie di bidoni e cestini dell'immondizia e vasi di fiori in altre vie del centro non lontane da qui, tanto che il vice sindaco di Treviso sui social questa mattina ha duramente commentato contro la scarsa intelligenza di chi compie questo genere di azioni, promettendo anche in quel caso tutti gli approfondimenti per arrivare ai responsabili di quel che è successo. Grazie a Lina Paronetto dal centro di Treviso, ed è passato un mese ormai dalla fine atroce di Giulia Cecchettin, che era stata rapita e poi uccisa il giorno stesso dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Ci colleghiamo subito con Valentina Visentin da Padova. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo all'interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova, dove c'è la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin e all'eliminazione della violenza sulle donne. Siamo tornati qui all'Università ad un mese dalla morte di Giulia, uccisa da Filippo Turetta, perché esattamente un mese fa la ragazza, prima dell'appuntamento con il suo assassino, aveva spedito la stesura della tesi di laurea, la stesura finale alla sua relatrice proprio sabato 11 novembre e la conferma che tutto andava bene però non è mai arrivata, perché Giulia poi è stata uccisa. Ad un mese dalla morte di Giulia il papà Gino ha annunciato che la laurea le sarà conferita a febbraio, come aveva già annunciato anche durante i funerali che si sono tenuti settimana scorsa nella Basilica di Santa Giustina, ma ricostruiamo questo mese senza Giulia nel nostro servizio. A febbraio a Giulia Cecchettin verrà conferita la laurea in ingegneria biomedica. La conferma arriva da Papagino durante la trasmissione Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio. Cecchettin ha annunciato anche che sta pensando di creare una fondazione nel nome di Giulia. Un mese fa il delitto della 22enne studentessa universitaria per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che non aveva accettato la fine della loro storia. L'11 novembre Giulia, che aveva appena inviato alla sua relatrice la stesura finale della tesi di laurea per l'approvazione,
Era uscita per andare alla Nave de Vero per un ultimo appuntamento con Filippo Turetta, ma il giovane dopo la cena la riaccompagna a casa e la aggredisce con ferocia armato di coltello per ben 2 volte, prima in un parcheggio di Vigonova, a pochi metri dall'abitazione dei Cecchettini, e poi nella zona industriale di Fossò. Infine viaggia per ore e abbandona il corpo di Giulia in una zona boschiva di Piancavallo, vicino al lago di Barcis, e scappa in Germania. Il femminicidio di Giulia ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Purtroppo però, oltre al mare d'affetto, la famiglia Cecchettina ha dovuto fare i conti con gli insulti del web e per questo ha presentato 2 denunce per le minacce ricevute. Il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, ha confermato di aver presentato una querela per diffamazione alla polizia postale a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio. Una seconda querela per diffamazione è stata fatta invece da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia ha simboli satanici e fa la recita. Oggi anche lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, sui social ha messo un ultimo post parlando della gestione del dolore. Solo chi è nella stessa condizione può permettersi di dire la sua. Non ci sono regole, scrive lo zio. Ognuno reagisce al dolore a modo proprio. Intanto il comune di Saonara, per ricordare la 22enne ad un mese dalla morte, ha pubblicato sul sito internet la foto di un fiocco rosso e la poesia di Gibran letta da Gino Cecchettin durante i funerali della figlia. E come vedete anche qui all'Università di Padova sono tante le manifestazioni d'affetto per Giulia, ci sono dei fiori che sono stati adagiati qui nella panchina a lei dedicata, ma anche altri fiori sono stati deposti in un'altra panchina rossa sempre nel Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. C'è anche un piccolo quadro, un quadretto per Giulia, per ricordare la sua dolcezza, la sua dedizione allo studio, il suo impegno. Ma non solo qui all'Università di Padova, anche a Saonara, nel cimitero dove Giulia riposa, nella tomba accanto alla mamma. Sono tante le manifestazioni d'affetto delle persone che in questi giorni si sono recate lì per lasciare un pensiero a Giulia ma anche alla sua famiglia. Guardiamo questo racconto fatto da Chiara Gaiani. Fiori, qualche biglietto, alcuni peluche come questo orsetto, un quadro in legno intagliato fatto da un uomo che parla per tanti uomini come lui, il volto sorridente di Giulia Cecchettin accanto a una rosa e a un nastro rosso e una frase: "Scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti". È continuo dal giorno dopo il funerale il pellegrinaggio sulla tomba della giovanissima studentessa nel cimitero di Saonara, un affetto così grande e profondo che la croce di legno con il suo volto si intravede appena tra il piccolo giardino che ne è nato. Un pellegrinaggio composto, racconta Michela Lazzaro, sindaco di Saonara. C'è tanta gente che viene, ma viene distribuita nel corso della giornata, quindi non c'è una ressa continua. È un pellegrinaggio sicuramente composto di rispetto anche per il luogo dove si trova appunto Giulia, giustamente, ma anche per in segno di rispetto anche di tutto quello che abbiamo vissuto in queste 3 settimane, che devo dire sono state 3 settimane vissute intensamente da parte di tutta la comunità, però anche con molto rispetto per questo papà, per questa famiglia. Come Papagino, i fratelli Elena e Davide, a Saonara e Vigonovo, comunità unite in questo dolore immenso, nessuno vuole dimenticare. A Saonara la gigantografia di Giulia sorridente mentre vola in alto sull'altalena farà compagnia alla città per tutto il periodo del Natale, ma si pensa anche ad altro. Noi siamo a fianco del papà anche per ricordare Giulia. Lo faremo subito dall'11 di ogni mese con una riflessione in ricordo di Giulia sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del Comune di Saonara, con immagini di Giulia ma con delle frasi che il papà ha detto, con delle riflessioni proprio perché la morte di Giulia non sia una morte invano. Nastri rossi lungo tutto il viale che conduce al Camposanto. A Giulia una carezza leggera sul cancello d'ingresso, un cuore ricamato e un foglio inserito in una busta di plastica. Per Giulia e a tutte le donne uccise. Basta violenza.
Il messaggio, la storia di Giulia che ha scosso così profondamente le coscienze e soprattutto la grande dignità di papà Gino, tanto che il suo discorso, il discorso letto durante i funerali della figlia, è stato consigliato prima dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e poi anche attraverso una circolare del ministro dell'istruzione Valditara. È stato consigliato di leggere a tutti gli studenti nelle classi delle varie scuole d'Italia. Questa storia che ha scosso così profondamente l'opinione pubblica per questo ennesimo femminicidio che ha spezzato la vita di una giovane ragazza di appena 22 anni, una riflessione che ha profondamente colpito tutte le famiglie del nostro paese. E io restituisco la linea allo studio e vi lascio con la riflessione fatta da un sociologo che ricostruisce perché la storia di Giulia Cecchettin ha così profondamente colpito tutta l'Italia. Sì, è un mese che per alcuni versi avrebbe dovuto cambiare molto, in realtà mi sembra che abbia cambiato molto poco, tanto è vero che in questo mese sono successi ulteriori femminicidi, ulteriori violenze e sembra che è una storia appunto che non insegni nulla. Appelli, manifestazioni, marce, fiaccolate, sit-in, parole dette, frasi urlate, canzoni cantate contro il femminicidio, contro la violenza di genere, per Giulia, per tutte le vittime di un retaggio che si basa sulla cultura del possesso. La morte di Giulia, non l'ultima, per mano di un uomo nel mese di novembre, ma che ha lasciato il segno, ha fatto rumore. Quello che ha smosso credo sia stata la ferocia incredibile da concepirsi, però ecco, ripeto, dovrebbe scavare di più, non rimanere a livello emotivo, perché noi siamo nel mondo oggi delle emozioni e questo mondo delle emozioni però è molto volatile, molto fugace, dura poco e incide poco. Un fatto che deve insegnare. Ai maschi dovrebbe insegnare a fare i conti con la propria, con la propria ingenuità, con la propria immaturità affettiva. Dire, come ho sentito, frasi del tipo tu sei tutto per me o non riesco a stare senza di te, dimostra chiaramente una enorme, grande fragilità, una enorme, grande debolezza della figura maschile oggi. Una tragica vicenda che può porre le basi per instaurare un dialogo costruttivo su come poter agire concretamente per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dialogo che deve iniziare dalle famiglie. Parlarne, ecco, il tenere chiuse le cose, il temerle, il nasconderle come la polvere sotto il tappeto non fa nulla di buono. Protegge formalmente, ma la realtà scava sotto, scava a livello psichico e appunto avvelena e distrugge tutto ciò che sarebbe nato teoricamente in nome dell'amore, un paradosso. Sociologo Vittorio Filippi al microfono di Edi Kaliman. Mi permetto di dare un suggerimento al papà di Giulia, Gino Cecchettin, che è un uomo straordinario, un uomo che ha parlato in maniera chiara, molto efficace, con grande coraggio, con grande umiltà davanti a migliaia di persone proprio durante la messa funebre e ha lasciato una traccia. Io consiglierei di non sovraesporsi nelle televisioni, cioè di non fare una overdose di comunicazione che finisce per annullare o comunque per ridurre la potenza del messaggio che ha dato. Si finisce per fare assuefazione quando si va troppo in televisione e non ne vale la pena, quindi io credo che debba intervenire in occasioni molto importanti e quindi diradare queste dichiarazioni, perché ripeto, altrimenti si finisce per in qualche modo ridurre la potenza di un messaggio che basta e avanza. Quello che ha detto in chiesa a Padova è un messaggio che resterà scolpito nella memoria di tutti gli italiani. Vediamo ancora sulla violenza contro le donne una manifestazione che si è svolta a Padova, no, a Treviso, per iniziativa della CGIL. Sentiamo.
Fa rumore l'auditorium di Sant'Artemio in occasione dell'iniziativa promossa dalla CGIL di Treviso per mettere al centro del dibattito pubblico il corpo delle donne. Il corpo mi appartiene, il titolo dell'assemblea fortemente voluta dal coordinamento politiche di genere della Camera di Lavoro di Treviso. Continuare un percorso già iniziato rispetto alla concezione di genere all'interno di questa società, della nostra società, in particolar modo oggi riguarda quella che è la concezione del corpo della donna, che di cui il femminicidio è solamente l'atto finale, quindi in realtà tutta la questione che ruota attorno al concetto di corpo femminile parte dal linguaggio, dalla modalità di approccio all'interno della società, all'interno dei modi del mondo del lavoro e di tutti gli ambienti che uomini e donne frequentano. Ripartire dalla comunicazione, un'occasione, quella promossa dal sindacato, per fermarsi a riflettere. Aiutare la nostra platea e noi stessi a iniziare un percorso rispetto a quella che è la concezione di corpo, la concezione di linguaggio e per cercare di iniziare un cambiamento culturale necessario. Un cambiamento che deve partire dal basso per sradicare un'intera storia culturale, spesso a sfondo patriarcale e di cui il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Cambiamento che deve partire dall'ascolto dei ragazzi. Non c'è bisogno di qualcosa di più profondo che vada a muovere quelle che sono le incrostazioni che sono dentro i rapporti interpersonali e familiari. Occorre un'azione profonda e l'educazione sessuale che i consultori hanno fatto nelle scuole ha avuto questi obiettivi. Oggi in regia Renato Capoi, Andrea Basso e Nadia Brazzo. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un incendio a Tombolo in una vettura parcheggiata in un garage, quindi momenti di paura ma nulla di molto grave. Vediamo. Poteva avere esiti ben peggiori l'incendio di una vettura in un garage interrato in via Decime a Tombolo, nell'Alta Padovana. È successo nel pomeriggio di ieri, quando un passante ha visto del fumo nero salire dal seminterrato e ha lanciato l'allarme suonando il clacson della sua vettura perché ai campanelli non rispondeva nessuno. I pompieri sono arrivati da Cittadella e Castelfranco con 2 autopompe e 2 autobotti. Sono 10 i vigili del fuoco intervenuti che, dotati di autoprotettori, sono entrati nella rimessa spegnendo le fiamme partite da una Mercedes parcheggiata all'interno. I 6 appartamenti sono stati evacuati, fortunatamente nessuno è rimasto intossicato, anche se le 6 famiglie che vivono nello stabile hanno passato la notte da amici e parenti in attesa che venisse ristabilita l'agibilità. E i lupi continuano a colpire, vediamo un servizio su quel che è successo a Rubbio sopra Bassano del Grappa. A 2 settimane dalla mattanza di pecore di Rubbio, i lupi sono tornati sulla spalla dell'altopiano dei 7 comuni per finire il lavoro. Nelle scorse ore è stata sbranata e uccisa l'ultima pecora rimanente del maso Rossetti Rubens, dove a fine novembre erano stati uccisi quasi tutti i capi dell'allevamento. Le pecore erano arrivate appena qualche giorno prima e i proprietari avevano avuto giusto il tempo di sistemare il recinto e le strutture per accudire il gregge. Ma tutto è finito con l'ennesimo attacco dei selvatici agli animali dell'altopiano e solo una pecora era rimasta in vita. I proprietari l'hanno trovata così, sventrata e uccisa sull'erba durante la notte. Dei lupi nessuna traccia, come spesso accade in queste situazioni, ma gli abitanti e gli allevatori delle terre alte vicentine hanno paura e lamentano ancora una volta una totale mancanza di risposte dall'istituzione. E le predazioni intanto continuano. Le predazioni continuano, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con voi con Focus TG. Un break pubblicitario più lungo del previsto perché siamo sotto Natale e poi le nostre reti sono gettonatissime dagli imprenditori, dagli inserzionisti che vogliono fare pubblicità su Antenna 3 Nord-Est, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4, le nostre emittenti. Andiamo avanti con la pista di bob a Cortina. La Regione del Veneto non ha rinunciato a volerla costruire, perché per ora c'è stato uno stop, ma è tornato alla carica il presidente Zaia e questa mattina Salvini ha confermato
che come Ministro per le Infrastrutture farà di tutto perché questa pista di bob venga realizzata. Sentiamo. Entro il 13 il Ministero delle Infrastrutture dirà se sarà sostenibile la realizzazione della pista di bob su budget, diciamo addirittura molto probabilmente inferiori ai budget che ci sono di base. Il che vuol dire che non stiamo parlando di 180 milioni, non stiamo parlando di 160 milioni, ma stiamo parlando abbondantemente, da quel che è dato sapere, di budget che potrebbero essere anche molto inferiori ai famosi 100 milioni che già sono stati stanziati. Ovviamente con l'idea di fare una revisione, diciamo, prezzi, progettuale, ma non pensando minimamente al fatto che non ci siano, diciamo, i servizi complementari che devono esserci, come il parcheggio, la stazione di partenza o altro. Però insomma ci sono degli aspetti progettuali che si possono rivedere. Quindi siamo sicuri? Non siamo sicuri, la certezza non c'è mai nella vita, neanche quando io ho candidato questo territorio per le Olimpiadi, poi la sicurezza l'abbiamo avuta a Losanna. Attendiamo il 13, certo che il 13 è la deadline, cioè è il giorno ultimo oltre il quale comunque sapremo se sarà fatta questa scelta, quella per Cesana, perché mi sembra di capire che il governo, e condivido questa scelta, non voglia uscire con la pista di bob dai confini nazionali. Dopodiché c'è l'altro scoglio, che è quello del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che continua a dire che la pista deve essere funzionante e esistente e nessuna delle due potenziali piste italiane sono funzionanti e esistenti. E spara contro la Regione, in particolare contro la sanità, il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti. Sentiamo le parole nel servizio di Alex Giuliano. Sanità veneta, una crisi senza fine? Questa è la domanda che ha accompagnato il dibattito, che ha visto relatori oggi il senatore Andrea Crisanti e la consigliera regionale del Partito Democratico Chiara Luisetto. Ma se la fine della crisi resta un'incognita a cui la Regione deve dare risposta, l'inizio della crisi ha invece, secondo Crisanti, origini, cause e responsabilità molto chiare. In primis la distanza che c'è tra la gestione e i cittadini. Dunque Crisanti punta il dito sulla gestione della sanità, sulla gestione delle ULS e sui rapporti tra i direttori generali e la politica. Un problema gestionale che è il presidente di regione che nomina il direttore generale, a sua volta direttore amministrativo, sanitario e così via. Guardi, per quello che ho di esperienza mia a Padova, anche ha un'influenza sulla nomina dei dirigenti medici, operatori sanitari, quindi è evidente, non solo, ma con delle strutture ormai gigantesche che offrono servizi a 1 milione e mezzo di assistiti, è chiaro che c'è una differenza abissale a questo punto tra l'organo decisionale e le esigenze dei cittadini. Quindi praticamente vengono prese decisioni completamente distanti da quelle che sono le esigenze dei cittadini. Io penso che noi vorremmo dei dirigenti sanitari che sono nominati da rappresentanti dei medici, da rappresentanti degli operatori sanitari, da rappresentanti dei sindaci, ma più che altro da rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti. Il senatore del PD incalza e parla di direttori delle ULS che agirebbero principalmente come manager interessati a far quadrare i conti, e anche sulle qualità manageriali di molti direttori generali Crisanti è critico. Magari fossero dei manager, il problema è che sono delle persone, e uso parole dette da alcuni di questi, che dicono che il loro azionista di riferimento è il presidente di regione. L'azionista di riferimento è un direttore generale, devono essere i cittadini. Noi vogliamo dei direttori generali che siano sì competenti, ma che abbiano, scusi se uso questo termine, le palle per dire di no al presidente di regione, se pensano che determinate decisioni vanno contro gli interessi dei cittadini. Il quadro di una sanità veneta in difficoltà lo completano le liste d'attesa, la carenza di medici, gli investimenti non fatti e quelli fatti male, così come la perdita di eccellenze come ad esempio i robot di ortopedia al San Bassiano o la fuga di personale specializzato. Io penso che il problema della sanità in Italia e quindi anche del Veneto sia principalmente un problema di accessibilità ed equità. Le liste d'attesa non sono altro che il sintomo di una crisi d'accessibilità, perché se un cittadino deve aspettare mesi per un'indagine diagnostica o una visita specialistica, è chiaro che questo ha un impatto sulla risoluzione del problema, ha un impatto sull'aspettativa di vita. E il PD regionale va all'attacco della maggioranza e non soltanto sulla sanità. Sentiamo Christian Arboit. Il tema dell'autonomia
attorno a cui Zaia ha costruito tutta la sua, diciamo, carriera politica, anche questa volta sembra l'ennesima non risposta. Usa il carico da 90 il PD di Vanessa Camani nel presentare la manovra emendativa alla legge regionale di bilancio, ma è come quest'anno, dicono i Dem, la maggioranza è in difficoltà e non è solo l'autonomia, ci sarebbero altre 2 scommesse non andate a buon fine. Mi riferisco alla Pedemontana, ancora non pienamente realizzata sul piano tecnico, ma anche che dal 2024 inizierà a pesare fortemente sul bilancio regionale, e l'altra la scommessa delle Olimpiadi. Da qui la contromanovra da 94 milioni di euro, definita in 5 punti: ambiente, giovani, sociale, sanità e legalità. Il grande assente di questa manovra è la lotta ai cambiamenti climatici. Contrasto alla siccità con un piano laghetti e un programma per le piantumazioni tra le misure, e poi ci sono le nuove generazioni da trattenere con borse di studio e sostegno agli affitti. Noi chiediamo 4 milioni per lo sostegno all'affitto dei giovani, perché altrimenti questi dopo prendono e scappano via se non riescono ad esprimersi. Connessa l'altra priorità, quella del sociale, con 4 milioni per le rette negli asili, speculare la situazione nelle RSA. Sul fronte sanitario invece la proposta è quella di un tavolo per le liste d'attesa, risorse ad hoc per dipendenze e salute mentale, e ancora la gratuità dei test prenatali, e l'altro aspetto importante è il test per quanto riguarda lo screening mammografico, e quindi diminuire l'età per intervenire. Infine la legalità in un territorio dove parlare di mafie non è più un tabù, e così si chiedono maggiori controlli nello smaltimento rifiuti e per la lotta al caporalato, cartina di tornasole anche la sicurezza sul lavoro. Pensiamo all'adeguamento del personale Spisa, qui proponiamo un investimento di 3 milioni di euro. E anche qui siamo nel podio per quanto riguarda gli incidenti mortali. Noi siamo molto preoccupati perché vediamo che lo schema di bilancio che la giunta regionale ci sottopone è sempre sostanzialmente uguale a se stesso. E vediamo una notizia dal giornale di Vicenza, SOS Furti, vedete in prima pagina, SOS Furti all'ospedale San Bortolo, armadietti saccheggiati, blitz notturni negli spogliatoi di medici e infermieri, e in qualche reparto la polizia sta analizzando le telecamere. Intanto rialza la testa il Covid, ci sono davvero tantissimi veneti che sono a letto con l'influenza e con il pronto soccorso del Cafoncello preso d'assalto. Molto bene vanno le vaccinazioni in termini di numeri alla Madonnina. Vediamo. La definisco drammatica perché con 3 giorni consecutivi non avevamo mai avuto un accesso così importante. Questo credo sia anche dovuto al fatto che gli anni scorsi abbiamo usato le mascherine, quindi eravamo tutti protetti. Oggi giustamente le mascherine non le usiamo e quindi i virus fanno un po' da padrone. Pronto soccorso preso d'assalto tra il 7 e il 9 dicembre, circa 500 gli accessi, numeri mai visti che hanno messo alla prova la resistenza di medici e infermieri del pronto intervento. Veramente tanti, oltre 320 in pronto soccorso, chiamiamolo, per le persone adulte, e poi 130 per i bambini, cioè il pediatrico. Cosa mai successa in questi anni? Abbiamo avuto un eccesso di codici bianchi, faccia conto che su 130 diciamo che 110-120 erano codici bianchi. Situazione provocata probabilmente dalla festività dell'Immacolata che ha allungato il periodo di riposo dei medici di base e pediatri. C'è stata qualche difficoltà di contattare la guardia medica che dovrebbe rispondere al telefono, e quindi la gente, non avendo risposte al telefono, si è proiettata tutta al pronto soccorso. Casi che pediatri, infermieri e medici del primo soccorso sono riusciti a smaltire nonostante un'affluenza mai vista a Treviso. Oltre che influenze anche tante virosi, soprattutto nei bambini, che portano a febbri anche elevate, 38-39, quindi chiaramente le persone hanno paura che sia Covid, oppure hanno paura che possano divenire delle polmoniti, per cui vengono in pronto soccorso. Sul fronte vaccini, bene il primo Vax Day alla Madonnina l'8 dicembre, con persone che sono arrivate anche da fuori regione per accedere alla vaccinazione. 1350 persone che si sono presentate, di cui 260 senza prenotazioni, li abbiamo fatti tutti. Ringrazio i miei collaboratori e vi aspettiamo tutti il giorno 17 alla Madonnina, ad Asolo e a Conegliano. Vediamo cosa ha detto su questa recrudescenza di Covid, influenza, polmoniti il virologo Fabrizio Pregliasco.
Noi ora ci siamo dimenticati del Covid, ma il Covid non si è dimenticato di noi e continua a circolare. La situazione non è di emergenza sanitaria come per i Natali passati, 2020 e 2021 in particolare, ma non si può parlare di normalizzazione. Per il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, lo dicono i numeri nazionali, peraltro certificati anche dalla Fondazione Gimbe, delle persone decedute. 300 sono morte nella scorsa settimana, quasi 1000 nell'ultimo mese. Quindi una patologia che non ne sentivamo la necessità, ma purtroppo dovremo, come dire, continuare a convivere, e io credo che il messaggio da dare sia questo, cioè facciamo fare, suggeriamo la vaccinazione, il richiamo vaccinale per il Covid e anche per l'influenza alle persone fragili e alle persone a rischio. Proteggere le persone fragili resta quindi la priorità, anche perché l'influenza stagionale si sta rivelando particolarmente dura, senza contare la nuova allerta, le polmoniti da micoplasma. Questi micoplasmi sono presenti e storicamente si evidenziano con maggiore concentrazione. In Cina, chi lo sa cosa sta succedendo, però questa stessa cosa sta succedendo in Francia, in Olanda, e questo ci fa dire che siamo in una situazione dove appunto questo andamento ciclico può mettere in difficoltà i bambini, i ragazzi, e un aspetto peculiare anche i più piccoli, e guarda caso anche purtroppo con alcuni stipiti che sono resistenti all'azitromicina, un antibiotico che scioccamente è stato usato in modo esagerato durante il Covid, e ora ne vediamo anche qualche effetto negativo per quella antibiotico resistenza che è la battaglia del futuro. Affluenza record alla fiera millenaria di Santa Lucia di Piave, dove c'è il nostro Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo alla fiera millenaria di Santa Lucia di Piave, siamo con il sindaco Fiorenzo Fantinelli perché è una fiera dei record. Nicoletta, fai vedere quanta gente, anche se è lunedì, è presente oggi. Ieri è veramente una valanga di persone, veramente tantissime persone, anche oggi è più tecnica, perché se vedete sono tutti professionali, sono tutti i nostri agricoltori e sono tutti i nostri allevatori. Sindaco, grande soddisfazione per il vostro territorio. Sì, devo dire sì, grazie agli espositori. Oggi c'è un'altra grande affluenza di pubblico, sono più gli addetti ai lavori, ieri c'erano più le famiglie. Santa Lucia diventa un grande contenitore dove abbraccia, diciamo, uno spaccato della nostra società, dove bambini, genitori e addetti ai lavori afferiscono a questo sistema, che è un processo economico straordinario che dura da 1363 anni. Però lei dice che questa fiera deve andare avanti tutto l'anno, non rimane solamente per, diciamo, l'8 dicembre, quindi deve funzionare anche con altri eventi e magari con altre sinergie. Ieri abbiamo visto il sindaco di Longarone. Direttore, hai capito che stiamo già parlando di MIG insieme alla fiera di Santa Lucia? Sì, la fiera di Santa Lucia, ripeto, è un importante momento di incontro anche tra amministratori locali. Noi abbiamo ribadito con forza che c'è tanto onore per rivestire i panni di responsabilità in questo senso, ma ci sono anche gli oneri per gestire una fiera così importante. Con Longarone, con l'amico Padrin, abbiamo fatto visita in occasione della recente fiera del gelato, ci stiamo parlando per magari provare a capire se ci sono le condizioni per uno scambio di iniziative da celebrarsi a Santa Lucia e a Longarone nello stesso Insomma, momento. torna l'idea delle fiere del Piave, giusto? Quella idea magari non è tramontata, è diciamo un ottimo interessante, viatico, ovviamente. Senza fare però concorrenza a Verona o a Rimini. Dobbiamo stare molto attenti perché noi rappresentiamo un processo anche di nicchia, dobbiamo per forza fare i fenomeni, siamo questa realtà riconosciuta e ormai certificata, di questo siamo orgogliosi perché le cose vanno anche bene e quindi non bisogna, semmai bisogna implementare, studiare, progredire assolutamente, ma non bisogna pensare poi di fare chissà che voli pindalici. Ok, direttore, ti chiedo 2 minuti, uno perché qui abbiamo uno storico assessore, ex assessore di Santa Lucia di Piave, frequentatore della fiera da che anno? Dagli anni 60. E assessore dagli anni 80. Quanto è cambiata questa fiera e soprattutto quanto sono cambiati i contadini? E i contadini quanto sei cambiati? Beh, i contadini è cambiati tanto perché non si trova più qua a Manteghina, che arrivava la mattina presto. Oggi la fiera siamo specializzata, abbiamo tanti operai, tanti tecnici che vengono e sono contento di questa trasformazione, l'ho vissuta anch'io. Io ho cercato di mettere a posto un po' il Prato Adriatico, adesso i nuovi
pretendenti lo stanno migliorando e speriamo di poter arrivare anche a una copertura. Ecco, però il futuro dell'agricoltura, da uno che l'agricoltura la vede da sempre, quale sarà? I giovani? Ma i giovani, non lo so, voglio soldi subito e impegni pochi. Ecco, e con questo abbiamo già spiegato, però siamo ottimisti. Però, direttore, abbiamo un'ultima cosa da fare, la facciamo chiusa alle spalle con il sindaco, ma anche con Roberto Zorzi, che noi abbiamo conosciuto, il nostro amico di Agricoltura Veneta, siamo qui anche per registrare. Sindaco, dai, andiamo insieme. Perché vi ho portati qui? Perché guardate intanto questo è un trattore, tanto per intenderci, un trattore particolare, adesso Roberto ce lo racconterà, perché è un trattore che funziona con la macchina a vapore, giusto? Macchina a vapore. Ecco, Roberto, di che anno è questo? 1911, una Marshall inglese del 1911. Allora, direttore, però oggi è l'11 di dicembre, un mese fa iniziava la tragedia di Giulia Cecchettin, vero? Esatto. E allora cosa vuoi fare, Roberto? Io ho voluto ricordarla mettendo il fiocco rosso qui sul cammino della macchina a vapore. E non solo. E non solo, vorrei fare un po' di rumore per lei. Allora lo facciamo insieme al sindaco. Guarda, direttore, cosa ti abbiamo preparato, e abbiamo preparato soprattutto i telespettatori di Rete Veneta. Allora, fare un po' di rumore in che maniera? Con il fischio. Allora, per Giulia e per tutta la sua famiglia. Direttore della Santa Lucia, è tutto, a te la linea. Grazie molto a Lucio e ai suoi ospiti. Lucio Zanatto, titolare della rubrica Agricoltura, che è un grande successo perché Zanatto va in mezzo ai campi, va nelle aziende, parla con la gente, è diventato popolarissimo tra gli agricoltori, gli chiedono anche l'autografo ed è un giornalista che conosce molto bene la materia, e agricoltura è il programma di agricoltura più seguito in tutto il nord-est, nonostante tanti tentativi di imitazione. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi, grazie. Andiamo a Bassano del Grappa, dove prosegue la guerra dei residenti contro le antenne della telefonia mobile. Sentiamo Sharon Di Carlo. Che si venga a dire che ci siano delle pratiche urbanistiche che sfuggano al controllo del comune. Questo ha detto l'assessore all'urbanistica in commissione giovedì scorso. Questo è una cosa che non si può dire e che sicuramente non è vera. Pratiche urbanistiche, in questo caso parliamo di antenne telefoniche sfuggite al controllo del comune, ma non convince né la minoranza, tantomeno i residenti del quartiere Merlo, la risposta arrivata dall'assessore all'urbanistica Andrea Biero durante il Consiglio Comunale di giovedì scorso. Sul tavolo del dibattito il terzo ordine del giorno, l'installazione dell'antenna lungo la strada del Brolo. Erano in tanti i cittadini residenti presenti all'assemblea, tante le domande rivolte all'amministrazione comunale, ma poche sarebbero state le risposte. Sono state fatte delle domande ben precise, alle quali però io non ho sentito risposte altrettanto precise. Lavori di basamento conclusi, antenna telefonica pronta a essere installata all'angolo tra la strada del Brolo e via Rosmini, una struttura alta più di 30 metri, ennesima sorpresa sgradita per tutti i residenti del quartiere Merlo. Denuncio assolutamente la non trasparenza, non si tratta di un'antenna di 25 metri che già è paurosa, si tratta di un'antenna di ben 34 metri. Cosa che mi dispiace è che un'amministrazione comunale che risponde alla cittadinanza dicendo che cosa verrà costruito o non sa cosa viene costruito e la cosa sarebbe grave, oppure non vuole dirmelo. Battaglia alle antenne che non finisce qui, se ne parlerà anche nella prossima assemblea pubblica il 15 dicembre al Museo Civico di Bassano e questa volta parola all'ARPAV. Dove l'ARPAV risponderà rispetto alle tematiche riguardanti la salute. E con l'antenna della strada del Brolo terminerebbero le nuove installazioni. E abbiamo chiesto se ci sono delle altre antenne in previsione, ci è stato detto di no, io lo dico anche qui in televisione pubblicamente, quindi speriamo che non ce ne siano delle altre. A Vicenza carenza di sicurezza come in tante altre città e abbiamo sentito i residenti nel quartiere dei Ferrovieri. Sentiamo.
SOS Sicurezza nel quartiere Ferrovieri, lo dicono al nostro microfono i residenti in vista del prossimo incontro della Giunta Possamai organizzato proprio nella sede della ex circoscrizione 7. Tra le problematiche segnalate dai cittadini, la preoccupazione per la riapertura del centro medico in fase di ristrutturazione e soprattutto la cronica carenza di parcheggi. Qui più di 4.000 persone sono rimaste senza medico e sono in giro, certi non hanno ancora il medico di base, questo senz'altro. E poi la sicurezza nel quartiere, perché anche verso dove abbiamo le 2 palestre ci sono stati degli atti vandalici, persone che si sono infiltrate nella palestra durante gli orari di allenamento. La sicurezza è la mentalità delle persone che non hanno più il valore del non rubare. Ci vorrebbe un po' più di vigilanza, non lo so. Mancherebbero i parcheggi, qualche parcheggio qua. Questo è un grosso problema che qua continuiamo a dire. La viabilità più che altro. Ecco. E qua la sera c'è da morire con il traffico che c'è. Qua solo ed esclusivamente parcheggi ci mancano per la zona, basta, poi c'è tutto qua. Che continuiamo a dirlo continuamente, amministrazione prima e amministrazione attuale, parcheggi è un problema fondamentale. Assolutamente sì, lo confermo, ogni volta che vengo qui a fare la spesa è abbastanza difficile parcheggiare, si rischia di essere tirati sotto. Sì, il parcheggio sì, c'è conferma di parcheggio che manca. Quindi è un problema, è un problema. Tutta sicurezza, più polizia, più tutto insomma in quanto riguarda questo settore, insomma ecco, bisognerebbe proprio dire al sindaco nuovo di darsi da fare, insomma. Sicuramente i problemi del parcheggio ci sono, quello non è indubbiamente, come vede, quindi se il sindaco viene a farmi da queste parti si renderà conto da solo. Voci raccolte da Daniele Garbin a Vicenza, siamo arrivati alla fine di questa edizione di Focus TG, grazie ai registi Renato Cappoi e Andrea Basso con Nadia Brazzo. Buona giornata, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, buona giornata.